non pensiamo ai marginamenti di Porto Marghera, alle bonifiche. Come mai? Come mai volete fare un altro inceneritore qui vicino? Quando Marghera è una bomba a orologeria. Metta la bandiera, racconti ste balle. Sì. Continui a raccontare balle alla gente. Cittadini, non è vero. È da quando è piccolo che racconta balle. Non sono queste. Ma ci sono quelli che strumentalizzano nei momenti sbagliati perché... Sì, solo lei. Certo. La storia di Porto Marghera. Certo, grazie. Meglio di lei, sicuramente. Ma non lo so. Dunque, scusi, ma se ha da dire qualcosa al sindaco? Sì, no, scusa, dai, basta. Allora, lasciamo perdere. No, sindaco, scusi. No, sindaco, scusi. C'erano anche gli altri, ok? Va bene, allora. Adesso, dunque, allora avete sentito. Finita l'intervista, sì. Dall'incursione degli ambientalisti, quelli dell'Assemblea permanente contro il rischio chimico presenti da 30 anni nel territorio, che interrompono bruscamente l'intervista con il primo cittadino Luigi Brugnaro all'arrivo del presidente della municipalità. La tensione a Marghera non si placa affatto. Puntuali denunce di istituzioni territoriali come la municipalità sull'insicurezza di situazioni come questa, che non è l'unica a Porto Marghera. Scusi Bettin, quindi le sta dicendo che le manchevolezze, chiamiamole così, erano state denunciate alle autorità competenti, c'è anche la prefettura, all'ente governativo del territorio? Ma certo, i sindacati hanno scritto a tutti, hanno scritto ripetutamente, c'è stato uno sciopero l'anno scorso, nell'estate scorsa, quindi non molti mesi fa, c'è stato uno sciopero sulla sicurezza proprio in questa fabbrica, proprio sul punto della sicurezza antincendio, per cui non c'è nessunissima giustificazione per quanto è successo qua e che ha messo a repentaglio i lavoratori e la città tutta. Presentata un'interrogazione parlamentare urgente dal senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi. Si chiede conto, oltre che del disastro annunciato in una fabbrica chimica già nota come ampiamente insicura, si legge, anche di accertare le ricadute e gli effetti sulla salute della popolazione, sull'ambiente e sull'ecosistema marino e terrestre. Sottolineo che l'allarme, le sirene sono suonate 40 minuti dopo che è scoppiato l'incendio, quando tutta la città vedeva la nube, le voci si rincorrevano, ovviamente anche le più incontrollate, no? E la gente aveva paura.